12 in punto, buongiorno, mercoledì 5 gennaio, ve lo ricordo perché magari qualcuno non ha sotto mano l'ora e il giorno, e invece ci siamo qui noi. Ovviamente non è solo questo che dobbiamo fare, ma spero anche qualcosa in più, un po' di compagnia fino alle 13:30, i fatti del giorno, gli aggiornamenti sul Covid, un po' di consueti collegamenti con le nostre redazioni, quindi usciamo dallo studio, andiamo a vedere un po' quello che accade in giro per il nostro nord-est e poi i servizi dei nostri colleghi per un po' ripercorrere le ultime ore in Veneto, ma sapete che insomma a me piace anche andare in Friuli Venezia Giulia, abbiamo i nostri colleghi di Scusate, i nostri colleghi di Tele4, per cui andremo un po' a vedere qual è la situazione, cronaca, ma insomma anche altro, anche a Trieste. Il nostro compito insomma è un po' quello di farvi, dicevo, compagnia, rimaniamo insieme. Oggi non c'è il collegamento con il governatore Zaia, ma adesso andremo comunque a rivedere quanto è stato dichiarato ieri dal governatore in merito soprattutto alla pandemia. Ieri c'è stato l'incontro con la stampa dopo la giunta regionale, quindi dopo l'incontro tra Zaia e gli assessori. Quella è la giunta che si svolge regolarmente a Palazzo Balbi, una delle due sedi della regione a Venezia, l'altra è Palazzo Ferrofini, dove invece c'è il consiglio regionale. Dopo la giunta, quindi ieri l'incontro con la stampa e un po' di punto della situazione, tenendo conto che in Veneto anche oggi nuovo record di contagi, insomma siamo cifre molto alte, anche se insomma ho così preso qui e lì informazioni che dicono che anche se di poco, anche se leggermente, parliamo di poche unità, però la pressione sugli ospedali sta calando, cioè è sceso un po' il numero dei ricoverati, quindi la dimostrazione che i vaccini funzionano, è la dimostrazione che, e questa è la notizia che è arrivata ieri, che con la terza dose, dopo una quindicina di giorni dalla terza dose, si ha una protezione molto alta anche contro la variante Omicron e quindi di conseguenza anche contro i ricoveri in ospedale, cioè si prevengono in questo modo anche i ricoveri in ospedale. Do il tempo a Fabio Verini regia di recuperare il servizio proprio di Zaia, quello che abbiamo realizzato e che riassume quello che è stato detto ieri dal governatore, insomma un po' di informazioni varie. C'è anche la questione scuola, anche se ci sembra che si vada verso una riapertura regolare al 10 di gennaio, questo è un po' il sentiero tracciato dal governo. Ultima informazione che vi do a voce prima di andare a vedere il servizio è che oggi è giornata importante anche perché c'è un Consiglio dei Ministri nel quale si potrebbe varare il provvedimento per cui il Super Green Pass, quello cioè diciamo attivo solo con terza dose o guarigione, si è esteso a tutti i lavoratori indipendentemente dal settore pubblico, privato o dal tipo di lavoro, cioè può diventare obbligatorio, però questo ancora non lo sappiamo. Ho parlato anche troppo e allora andiamo a sentire un po' il riassunto delle dichiarazioni di Zaia. Nel giorno in cui i nuovi contagi in Veneto toccano la quota record di 16.600, la questione scuola è al centro dell'attenzione. Da Venezia il governatore Luca Zaia fa appello alla commissione tecnico-scientifica e agli esperti perché dicano se si può ripartire in sicurezza il 10 gennaio o se è meglio aspettare. La scuola aprirà o non aprirà? Noi tifiamo tutti perché la scuola apra, ma di certo deve essere la comunità scientifica, dati alla mano, a certificarne la possibilità di aprirla. Ed è giusto che il Comitato Tecnico Scientifico, quindi io faccio appello al Comitato Tecnico Scientifico e all'Istituto Superiore di Sanità affinché entro questa settimana ci dicano se dal 10 si potrà aprire la scuola. Intanto le regioni lavorano a un documento che prevede la didattica a distanza con 4 o più contagi in classe elementari e medie e autosorveglianza e mascherine FFP2 al di sotto dei 4 contagi. Intanto, sulla scia di chi sta già considerando la quarta dose, Zaia chiede che ci si pensi anche in Italia. Se già abbiamo paesi europei che programmano la quarta dose, o quantomeno stanno parlando di programmare la quarta dose per febbraio, ci sia quantomeno anche in Italia una presa di coscienza che febbraio è dopodomani.
E mentre preoccupa il lento ma continuo aumento di ricoveri, dal governatore l'invito a promuovere l'autodiagnosi a scuola e in tutte le altre occasioni, come fanno già molti altri paesi. Sulla questione dei medici di base, che non si trovano in alcune zone del Veneto, circa 500 in tutto, la Regione da un lato sta lavorando alle graduatorie, dall'altro consentirà a chi è in servizio di alzare il numero degli assistiti da 1500 a 1800, dando un contributo economico per le pratiche amministrative. E quindi questo è l'intervento principale, ossia quindi diamo la possibilità di alzare da 1500 a 1800 e riconosciamo un tanto ad assistito per quanto riguarda i collaboratori di studio, per aiutarli ad avere più assistiti ma riuscire anche a stare dietro a tutti questi assistiti. Infine, per dare un segnale di prudenza, da oggi Zaia indosserà la FFP2 in occasione degli incontri con la stampa. Proprio anche un segnale visivo, diciamo, quello di Zaia, cioè il segnale di utilizzare la mascherina, quella più protettiva, diciamo, quindi alzare ancora un po' l'attenzione e, diciamo, la protezione, ecco, la prevenzione poi diventa anche indirettamente. E non c'entra nulla, però stavo guardando qui Repubblica, il sito, adesso ve lo mostro, dove si parla di questa vicenda che insomma sta veramente tenendo banco, ed è la partecipazione di Djokovic, il numero 1 del mondo, parliamo di tennis, che a quanto pare insomma aveva avuto una sorta di lasciapassare sanitario per partecipare al torneo, agli Open, quindi il torneo professionistico, nonostante non si è ben capito se lui abbia o no il vaccino, ma non ha mai voluto dichiararlo, e allora si è scatenata un po' tutta questa vicenda che dice, c'è chi dice insomma perché può entrare lui sì e gli altri no senza vaccino, perché gli è stato dato questo lasciapassare. Adesso scopriamo dal sito di Repubblica che intanto rischia di non entrare in Australia perché evidentemente un conto sono le normative sportive, un conto sono quelle del governo. Poi mi fa un po' sorridere qui Panatta, che insomma come sapete ormai l'abbiamo adottato, abita a Treviso, e scrive: è come il Marchese del Grillo, io so io e voi non siete, quindi insomma è abbastanza simpatico il commento di Panatta. Torniamo, poi vi mostro anche i dati del bollettino di oggi sul Covid, però intanto vi dico che secondo l'agenzia che rileva un po' il tasso di ricoveri in Italia, a livello nazionale la media è al 20%, che è una media abbastanza alta. Crescono più di tutte Val d'Aosta, Calabria, Liguria e Umbria, ma anche il Veneto, che è proprio al 20% totale complessivo. Come sapete i ricoveri sono divisi in ricoveri in reparti ordinari, infettivi, medicina oppure in terapia intensiva. La media complessiva in Italia è del 20% e lo è pure in Veneto. Adesso andiamo nel Trevigiano, andiamo ad Oderzo, perché c'è un dibattito molto forte tra maggioranza e opposizione in Consiglio Comunale sulla futura caserma dei Vigili del Fuoco che traslocheranno da Motta di Livenza. Sentiamo. Parco Stella o ex Zanusso? Dibattito aperto a Oderzo sulla futura caserma dei Vigili del Fuoco. Intanto, dopo decenni di bisticce e discussioni, almeno tra Motta e Oderzo torna l'armonia sul futuro dei pompieri, oggi in arriva a Livenza. Non è vero che voi volete portare via i vigili da Motta? Assolutamente, io e il sindaco Righi andiamo d'accordissimo, ci siamo parlati 1000 volte, sappiamo benissimo come stanno le cose. Né io né lui vogliamo fare i primi della classe, entrambi vogliamo dare al territorio il miglior servizio. A questo punto è proprio la qualità del servizio a dividere sulla scelta della nuova sede. Da una parte c'è parte della caserma Zanusso già di proprietà dei Vigili del Fuoco, ma da ristrutturare dalle fondamenta e non proprio ben collegata alla viabilità principale, mentre dall'altra ci sarebbe l'area comunale nella zona del Parco Stella, a ridosso della tangenziale, quindi ben collegata verso ogni zona del mandamento, ma ancora, in quanto verde, intonsa dal cemento. Così le opposizioni vorrebbero che il sindaco si sbilanciasse per i pompieri all'ex Zanusso. Io non sono mai per le soluzioni ideologiche. Consumo del suolo, la riduzione del consumo del suolo non vuol dire che nessuno al mondo potrà mai più costruire assolutamente niente. Quindi non costruire a bambera è un conto, costruire quando serve, se serve quello che serve, sì. Va detto che se i vigili andassero lungo la tangenziale, con la conseguente permuta, il comune avrebbe tutta la caserma, in parte oggi ancora centro di accoglienza. E ancora, se costruissero lì
oltre alla parte operativa potrebbe sorgere una sorta di scuola per addestramento pompieri. Detto questo, il sindaco non si sbilancia, lasciando la decisione finale al comandante provinciale. La scelta su quale sia la migliore, credo di volerla lasciare ai Vigili del Fuoco, perché sono loro che sanno come è organizzato il loro servizio, quindi diciamo il bacino che devono servire. Ecco, sono le 12:10, adesso ci fermiamo per un attimo, poi torniamo con voi e usciamo dallo studio, andiamo a fare un po' il punto della situazione nel veneziano sulla questione lavoro. Volevo solo darvi un'altra notizia di cronaca, perché a Padova la Guardia di Finanza ha sequestrato 10 milioni di articoli di bigiotteria importati dalla Cina, tra collane, anelli, braccialetti, catenine, eccetera, sequestrati in una società padovana perché la merce non aveva alcuna indicazione merceologica, denominazione legale, paese di produzione, insomma non erano prodotti sicuri. Adesso potrebbe scattare, il condizionale d'obbligo, perché il titolare è stato segnalato alla Camera di Commercio, e eventuale sanzione amministrativa che può arrivare fino a 25.000 euro. Ci fermiamo per un attimo, torniamo subito. (12:13), mercoledì 5 gennaio, staremo insieme fino alle 13:30 e insomma un po' di notizie ve le abbiamo già date, ve le stiamo dando, stiamo rivedendo quello che è accaduto nelle ultime ore. Vi ho dato un po' di ultime notizie, vi dico adesso che prosegue a ritmo elevato la campagna vaccinale nazionale. Ieri oltre 640.000 dosi, con 64.000 prime dosi, quindi anche insomma un numero che si sta alzando, quello delle prime dosi, anche se 34.000 delle quali, quindi circa metà, sono a favore di bambini tra 5 e 11 anni di età, e 500 richiami, 500.000 ovviamente richiami. Ecco, si è anche discusso del fatto che era stato lanciato l'allarme che ci sono poche dosi rimaste, mentre invece il generale Figliuolo, come sapete è il coordinatore della campagna vaccinale, ha detto che sono in arrivo 2,8 milioni di dosi, quindi a quanto pare insomma la situazione dovrebbe, ecco qui, sì, tra il 5 e l'8 gennaio, quindi tra oggi e l'8 gennaio verranno distribuite alle regioni, province autonome 2.811.600 dosi di vaccino, divise tra Pfizer, anche molte Moderna, perché 1.400.000 Pfizer, 700.000 Moderna e 700.000 Pfizer pediatriche, che come sapete ormai siamo tutti abbastanza esperti, hanno una dose minore come quantità, insomma, e anche penso ci sia proprio una preparazione diversa per le dosi pediatriche. Ecco il bollettino, quello Covid della Regione Veneto, arrivato che si riferisce alle ultime 24 ore. Come vedete, nuovo record, ovvero, ve lo ingrandisco un po' così magari riusciamo a leggere insieme questo numero che purtroppo è molto alto: 16.871 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore in Veneto. Attualmente ci sono 136.000 persone in quarantena, in isolamento, insomma a casa, diciamo isolate dal resto nel mondo, possiamo dire. Le province con più casi: Padova oltre 3.000, Treviso, Venezia 3.300, addirittura Verona 3.000, Vicenza, veramente tanti casi. Vediamo anche il ricovero, scendo i dati sui ricoveri, come sempre importanti, purtroppo 22 ricoveri nuovi in più e 2 in terapia intensiva, con 24 decessi, ancora numeri effettivamente alti, va detto, sono numeri ancora che preoccupano. Andiamo a Padova perché c'è un dibattito aperto. Come sapete, in Prato della Valle ci sono 78 statue che raffigurano altrettante persone illustri del passato, ma sono tutti uomini. Allora c'è la proposta di 2 consiglieri comunali di intitolare una delle statue a una donna, di crearla, perché bisogna costruirla ovviamente, e aggiungerla a quelle esistenti. E molti parlano di Elena Cornaro Piscopia, che è la prima donna laureata della storia. Però
Purtroppo invece vediamo questo servizio che ci racconta di nuovi imbrattamenti di queste statue, insomma, che sono un patrimonio della città. A far notare cosa accade in Prato della Valle è la pagina Facebook Incivilis Padova, che pubblica la foto di questa statua, la numero 52, fresca di restauro, ma già imbrattata con questo vergognoso segnaccio nero. Il commento su internet è lapidario. Mentre si discute sulla nuova statua del Prato della Valle, puntini puntini puntini, inutile dire che permettere, anche in pieno giorno, di lasciar bere e spacciare liberamente in uno dei luoghi più importanti della città porta a delle inevitabili conseguenze. Se nessuno mette in dubbio la bontà dell'iniziativa dei due consiglieri comunali, Margherita Colonnello e Simone Pillitteri, di intitolare una statua, la 79esima, a Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, la prima donna laureata al mondo, con diploma ottenuto nel 1678 proprio in città, iniziativa ripresa anche dalla stampa nazionale ed internazionale, il continuo deturpamento della piazza più conosciuta di Padova è triste. Decisamente insolente lo sfregio a Giovanni Poleni, matematico e fisico veneziano, la cui effigie fu scolpita da Antonio Canova, come insolenti sono le scritte lungo tutto il perimetro della canaletta del Prato e di questi vasi di cui si può solo immaginare quale possa essere, magari con il favore delle tenebre, l'utilizzo. La bellezza di Prato della Valle è patrimonio di tutti, dei padovani e dei turisti, e va rispettata e protetta. Eccoci ancora qui, Focus TG, come tutti i giorni, da mezzogiorno, rimarremo insieme fino alle 13:30, io ve lo ricordo, abbiamo parlato di Covid ma non solo, adesso abbiamo parlato di Padova con Prato della Valle, altra notizia che viene purtroppo dalla pandemia che ci dice che complice la variante Omicron dilagano i contagi anche nelle carceri, dove i positivi sono circa 900, a Verona credo si parli, sì, come no, questo credo sia un dato nazionale, scusate, 1 migliaio fra gli operatori, ma anche focolai di ampie proporzioni, specialmente ad esempio a Verona, dove secondo le nostre informazioni a parlare è il segretario generale della UILPA, il sindacato di polizia penitenziaria, a Verona, dicevo, sarebbero 140 tra i reclusi e una trentina tra gli agenti di polizia penitenziaria. Quindi si chiede di aggiornare i protocolli di sicurezza, non sono anche queste notizie ovviamente incoraggianti, tutt'altro. Ogni tanto andiamo anche a Venezia, a Belluno, allora adesso ci andiamo, perché ci sono due eremiti, padre Romeo Simonetti e sorella Letizia, positivi al Covid, due eremiti che sessantenni hanno scelto la vita monastica e sono stati consacrati eremiti diocesani. Vediamo. C'è apprensione all'aste di Roccapietore per la salute di padre Romeo Simonetti e di sorella Letizia, entrambi contagiati dal Covid-19. Padre Romeo attualmente si trova isolato nell'eremo di Laste di Roccapietore, mentre sorella Letizia è in gravi condizioni al Santa Maria del Prato di Feltre, dove si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Padre Romeo è originario di Zoppè di Cadore ed è stato monaco trappista prima di scegliere la vita eremitica, maturata nel monastero di Valle Chiara a Roma, dove ha conosciuto sorella Letizia. Insieme, si legge nel bollettino del santuario del Nevegal, nel 2008 si sono trasferiti all'Aste di Roccapietore per una permanenza provvisoria. L'anno successivo padre Romeo è stato nominato amministratore parrocchiale di Laste. Nel 2011, durante una cerimonia al santuario Maria Immacolata sul Nevegal, celebrata dall'allora vescovo Giuseppe Andrich, padre Romeo e sorella Letizia sono stati consacrati eremiti diocesani. Preghiera e lavoro, la loro filosofia di vita che conducono nell'eremo di Laste. Sorella Letizia in particolare è architetta e si dedica alla realizzazione di icone che sono molto richieste. La loro scelta di vita potrebbe averli tenuti lontani dalla decisione di vaccinarsi, ma sul merito non vi è alcuna certezza. Il vescovo Marangoni, salito all'Aste per celebrare la messa nella chiesa di San Gottardo, ha invitato i parrocchiani a pregare per padre Romeo e sorella Letizia e ha raccomandato a tutti di tenere comportamenti rispettosi delle norme di sicurezza. Eccoci ancora 12:22, di nuovo in onda, di nuovo in studio
Io fisicamente sono nello studio di Rete Veneta a Bassano, ma come vedete insomma ci spostiamo continuamente, andiamo a vedere quello che accade a nord-est. Vi do un altro paio di notizie che vengono, anzi entrambe dalla pandemia. Allora una un po' in parte ve l'ho già detto, c'è un nuovo record di contagi, cioè un nuovo record di casi positivi giornalieri in Veneto, 16.871 in 24 ore. Ovviamente non è un buon numero, però crescono più lentamente rispetto a ieri i dati ospedalieri, quindi sembra ci sia un leggero alleggerimento della situazione in ospedale. E poi a Verona, o meglio a Torri del Benaco, quindi provincia di Verona, il sindaco ha deciso di chiudere le scuole, o anzi meglio di non riaprirle il 10 gennaio ma il 15, quindi prolungare le vacanze di una settimana. Troppi contagi soprattutto in fascia giovanile. Credo di poter andare, ci provo a chiamare Anna Maria Parisi a gran voce. Anna Maria, ciao, buongiorno, se ci sei prenditi la linea e raccontaci la situazione. Parliamo di lavoro, di occupazione, la Speedline, la situazione che stiamo seguendo in questi giorni. Buongiorno Federico, eccomi qua, a gran voce rispondo alla tua chiamata e siamo qui appunto a Santa Maria di Sala alla Speedline con i rappresentanti del RSU e ricordiamo qui sta diventata da oltre un mese, anzi dal 7 dicembre scorso, la casa dei lavoratori. Infatti vediamo la tenda, gli alberi di Natale e la scritta Casa dei lavoratori Speedline. Da qualche giorno è spuntata anche la bandiera di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie. Perché siamo tornati qua? Beh, perché comunque il presidio continua, perché abbiamo una data, quella del prossimo incontro tanto attesa al Mise, il 7 gennaio alle 14. E qui mentre aspettavamo di collegarci con voi abbiamo raccolto ancora tante storie dei lavoratori che tra l'altro sono anche dalla parte opposta alla nostra, che salutiamo e sono qui in attesa di capire che cosa accadrà nelle prossime ore. Allora, tante le storie che vogliamo raccontarvi, a cominciare, prego, venga qui vicino a me, da quella che ci racconta il lavoratore più anziano, ma non d'età, ma solo di servizio. Sono 35 anni che lavoro qua in azienda. Come si chiama? Renzo Bonaldo. Qui lei ha visto passare i nomi più grandi anche della Formula 1, Certo. Ferrari, Miki Biasion. Certo. Abbiamo fatto la storia noi sia della Formula 1 che del rally. Mi ricordo quando sono arrivato io, si vinceva un campionato al mondo sia di rally che di Formula 1, quindi mi ricordo facevamo le lotte per Niki Lauda, per Miki Biasion, per la Delta Integrale e via così. Poi c'è stato un crescendo continuo di nuove acquisizioni, di nuovi clienti che ci ha motivato tantissimo, ci ha dato una forza incredibile di continuare a sviluppare questa azienda ed il Made in Italy, perché noi ci sentiamo Made in Italy a tutti i costi. Noi siamo fornitori ufficiali di Ferrari, Lamborghini, Maserati, Bentley, tanti me ne dimentico, perché Audi, Porsche. Tanti me ne dimentico perché sono talmente tanti che... Perché sono comunque i grandi nomi del lusso, ricordiamoci che qui fanno i cerchi in lega per questi grandi marchi, per queste auto di gran lusso. Assolutamente sì. E quando è venuto qui Enzo Ferrari? In che occasione? No, Enzo Ferrari direttamente no, abbiamo una foto che lo ritrae con noi, che ci ha dato una dedica come miglior fornitore all'epoca. Ecco, e dove ci troviamo noi in particolar modo? Federico, se la Paola riesce un attimo a cortesemente girarsi con la telecamera, così mi sposto anch'io così faccio vedere. Ecco, alle mie spalle qui dove vedi che ci sono accatastate tutti questi materiali che sono i cerchi, presumo. Prego, venga. Sì. Che cosa che abbiamo prodotto? Questo è tutto materiale finito e quindi pronto per la vendita che però noi attraverso il presidio appunto abbiamo bloccato e quindi assolutamente diciamo la nostra
ragione della nostra protesta. Sì, scusi. Sì, la nostra protesta è iniziata appunto al 6 di dicembre con questo presidio. Da quel giorno non abbiamo più fatto uscire nessun prodotto finito, lasciandolo bloccato insomma nel magazzino, e come vedete è un po' pieno. È una quantità notevole. Di Sì, quanto materiale stiamo parlando? Io credo che stiamo parlando intorno ai 100.000 pezzi, insomma, un buon numero, insomma, ecco. È un numero consistente, e intanto le chiedo nome e cognome. Sì, io sono albanese Giampaolo della RSU. Sempre rappresentante, Sì. però abbiamo un altro rappresentante Sì, prego. della RSU, se mi vuole raggiungere, anche a lei chiedo il nome e cognome. Paolo Zannaro della RSU. Ecco, Paolo ci stava raccontando nel frattempo una nota bella che dà anche molto conforto e speranza. Il motivo di quel fiocco rosa che c'è in testa all'albero di Natale, la stella vostra, che illumina insomma una grande speranza. Le nostre giornate anche. Diciamo che il giorno 19, quando abbiamo fatto quella manifestazione a Villa Fassetti qui a Santa Maria di Sala, un nostro lavoratore è stato chiamato al telefono, la moglie che praticamente si stava recando per partorire all'ospedale. Una bella notizia per lui, però malinconico essere andato via, e alla notte del 20 è nata Anita. Gli abbiamo chiesto se cortesemente ci faceva mettere il fiocco rosa sopra il nostro albero per darci la speranza, insomma, ecco, è un motivo di speranza per noi. Ecco, un motivo di grande speranza. Vediamo qua dalle immagini di Paola Barbato il dettaglio su questo fiocco rosa. Grazie mille. Ecco, volevo dirti solo questo per salutare e dire che se tutto andrà bene il 10 ci sarà, rientreranno al lavoro. Da Santa Maria di Sala è tutto, la linea a voi. Grazie anche ai tuoi ospiti, grazie Anna Maria, terremo ovviamente d'occhio la situazione, la seguiremo. Ci fermiamo ancora per un attimo, torniamo subito, altre notizie e altri collegamenti. (12:33) Focus TG, siamo insieme da mezzogiorno, ancora un'ora da trascorrere in compagnia. Come vi dico sempre, se state facendo qualcosa a casa, ascoltateci, usateci anche come radio, e poi quando c'è un tema che vi interessa invece vi catapultate davanti alla televisione. Spero che stiate sempre davanti alla televisione ovviamente, ma insomma vi concedo ogni tanto di fare qualcosa di diverso nelle vostre case. Dicevo, fino alle 13:30 abbiamo un po' dato indicazioni e numeri relativi alla pandemia. Sempre sulla pandemia è arrivata ora una notizia che dice che nella settimana tra il 28 dicembre e il 4 gennaio la crescita dei ricoveri Covid negli ospedali ha avuto un'accelerazione del 25,8%, quindi un'accelerazione forte. Però insomma abbiamo anche visto, parlo del Veneto, che l'aumento di ricoveri è diminuito un po' negli ultimi giorni, quindi sempre nuovi ricoveri, ma con un aumento minore, non così tanti, ecco, come i giorni scorsi. Chissà che sia un segnale positivo, di buon auspicio, diciamo così, per i prossimi giorni. Ormai si usa il telefono, vedete, come fonte di informazione, lo utilizzo per dirvi che più tardi ci collegheremo con Padova, perché è in corso una conferenza stampa dei Carabinieri che spiegherà un'indagine che ha portato gli uomini della compagnia di Piove di Sacco a indagare 5 persone per associazione a delinquere finalizzata a furti in abitazione. Quindi insomma un reato odioso, quello dei furti di abitazione, che dà molto fastidio ai cittadini. Non si può nemmeno parlare di criminalità minore, perché veramente anzi, per come viene percepito da noi, è davvero un reato bruttissimo. E allora adesso andiamo a Bassano per sentire il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco, che parla del ponte, ma anche della città e delle montagne che si avviano a diventare patrimonio UNESCO grazie a un finanziamento della regione. Molti chiacchierano, la regione invece
agisce. E come si agisce? Il progetto di proposta del ponte di Bassano fra i patrimoni UNESCO ha già ottenuto un primo finanziamento da parte del governo veneto, che ha stanziato 120.000 euro per gli iter di monumenti e meraviglie venete da proporre all'attenzione mondiale. Il presidente Zaia, assieme al comune di Bassano, ha deciso di portare avanti questa importante iniziativa per riconoscere il Ponte degli Alpini monumento nazionale come bene UNESCO. E visto insomma il simbolo, il valore che ha, ma soprattutto anche grazie al grande lavoro che è stato fatto per il restauro. Il percorso non sarà facile e neppure breve, ma questi primi passi sono fondamentali per tracciare la rotta verso il riconoscimento UNESCO. Che proprio a livello nazionale è stato riconosciuto come un bene di tutto il paese, riteniamo sia fondamentale anche che abbia una tutela particolare a livello di UNESCO, e quindi su questo adesso inizierà l'iter, un iter che sicuramente è lungo, però già che ci sia stato il via libera da parte della Regione vuol dire che questo è un altro monumento simbolo per il quale noi faremo di tutto per portare avanti questo progetto importante. In un futuro non troppo lontano, Bassano potrebbe essere il vertice di un triangolo formato dal massiccio del Grappa, che nell'UNESCO è già entrato come bandiera della biosfera, le Malghe dell'altopiano dei 7 comuni e la Cartolina con il ponte, le montagne, la città e tutto un mondo che ci invidiano in molti. Insomma, un territorio patrimonio dell'umanità. E qui non si scherza, qui bisogna andare avanti decisi, una iniziativa che insomma dobbiamo anche noi seguire da vicino per tenervi aggiornati su quello che accadrà. Ieri 640.000 dosi di vaccino in Italia, e a chi è preoccupato perché insomma abbiamo letto e sentito che c'era preoccupazione sul numero di dosi di vaccino rimaste, cioè si diceva che molte regioni ormai sono agli sgoccioli. Arriva la rassicurazione del generale Figliuolo, sapete che è il coordinatore della campagna vaccinale, che dice che tra il 5 e l'8 gennaio, quindi tra oggi e sabato, verranno distribuite 2.811.000 dosi di vaccino, 1.400.000 di Pfizer, 700.000 di Moderna e lo stesso 700.000 di Pfizer pediatriche. Quindi insomma non dovremmo avere problemi di approvvigionamento, ecco, questo è il significato della notizia che arriva, e quindi prenotarsi, vaccinarsi e non guardare altro, cioè altre notizie. E andiamo a Cittadella adesso, perché c'è un po' un bilancio da fare per il 2021 della municipalizzata, che si occupa anche tra l'altro di rifiuti per l'Alta Padovana e anche per la Pedemontana, che inizia il 2022 con sfide impegnative. Sentiamo quali. Sono stati 3 momenti estremamente importanti: l'autorizzazione ad acquisire idrobond per ristrutturare il nostro debito sulla lunga distanza, per permettere di fare investimenti. La seconda manifestazione di fiducia da parte dei sindaci è stata la decisione di tenere in azienda tutti gli utili, 10,4 milioni. Etra saluta il 2021 con un trend in crescita della raccolta differenziata, che si attesta attorno al 77% e denota come tutti i 67 comuni serviti dalla multi-utility abbiano dato un enorme contributo in termini di attenzione all'ambiente, grazie anche a decisioni strategiche adottate. Da ultimo il bacino Padova 1, che ha deciso per l'affidamento in house dei servizi ambientali, in principale è la raccolta dei rifiuti, e quindi questo fa prospettare un futuro tranquillo, non dico roseo ma tranquillo, per Etra. I 67 comuni serviti da Etra hanno una tariffazione diversa legata a contratti diversi per motivi storici e del passato. La sfida di Ato Rifiuti è proprio questa: allineare la tariffa a una tariffa unica, così come è imposta dalla normativa nazionale e come politicamente risultava impossibile, ma ci stiamo arrivando. Le tariffe di Etra sono le più competitive a livello nazionale, arrivando ad una spesa media annua per famiglia di 185 euro, grazie anche ad una serie di investimenti che la società sta attuando sia sul fronte idrico che quello ambientale. Gli obiettivi sono abbastanza sfidanti. Il piano d'ambito, in particolare il piano d'ambito idrico, quindi quello che riguarda acquedotto e fognatura, prevede investimenti in crescendo per i prossimi anni. Questa nuova governance ha
come missione accontentare i cittadini e accompagnarli in uno sviluppo della responsabilità nella gestione dei servizi sui rifiuti e sull'idrico importante. Ecco quindi il futuro di Etra, anche questo che verrà ovviamente seguito anche da noi da vicino. 12:40, guardavo l'orario, 12:40 di questo mercoledì 5 gennaio, ancora informazioni, ancora notizie che vengono da Verona, con un focolaio, secondo il sindacato della polizia penitenziaria, di 170 casi, 140 tra i reclusi e una trentina tra gli agenti della polizia penitenziaria, un focolaio importante all'interno del carcere di Verona. Sono 900 i detenuti, secondo un calcolo fatto dai sindacati, 900 in Italia i detenuti contagiati, 140 abbiamo detto ora invece a Verona. La Regione Veneto intanto elabora un nuovo percorso organizzativo per sostenere le coppie che hanno intenzione di diventare genitori e quindi favorire le nascite, una riorganizzazione quindi dell'area materna, immagino un po' in tutte le sedi, in tutti i territori del nostro nord-est. Ci sarà questo percorso, diciamo, guidato e ovviamente con la sanità a coordinare, a gestire, e ovviamente la volontà è quella di favorire la nascita di nuovi bambini, questa è sicuramente una buona notizia. Il numero dei contagi, i dati che abbiamo detto non sono buoni, ve li ricordo. Nelle ultime 24 ore il bollettino di Azienda Zero, eccolo qui, quello che tutti i giorni ci arriva e noi poi leggiamo insieme a voi. Scusate che vi faccio girare la testa, ma era per leggere un po' più da vicino i numeri. Questo è il numero complessivo, 16.871 nuovi contagi nelle ultime 24 ore e addirittura, pensate, ci sono 136.000 persone in isolamento in questo momento in Veneto. Ci fermiamo per un attimo, ancora una brevissima pausa, poi torniamo con voi. (12:46) ancora insieme, poi andremo anche a Padova, dove era in corso una conferenza stampa dei carabinieri che hanno indagato 5 persone per furti in appartamento. Poi ci faremo spiegare meglio. Credo sia un'operazione svolta nelle ultime settimane dai carabinieri in maniera piuttosto complessa, un'operazione difficile anche, diciamo, con 5 appunto dicevo persone indagate, addirittura impiegate anche unità cinofile antidroga e antiesplosivo del nucleo di Bologna per, diciamo, venire a capo di questa banda specializzata in furti in appartamento. Vi ho mostrato i dati del Covid, 16.871 nuovi casi in Veneto nelle ultime 24 ore. Il sindaco di Torri del Benaco, siamo a Verona, in provincia di Verona, ha deciso di tenere chiuse le scuole elementari dal lunedì 10 gennaio, quindi chiuse nel senso che non riapriranno dopo le vacanze il 10, ma la settimana successiva, perché l'ordinanza prevede che restino chiuse dal 10 a sabato 15 gennaio. Troppi contagi, soprattutto in fascia giovanile, e quindi faremo i tamponi a tutte le classi, ha detto il sindaco. La DAD al momento, la didattica a distanza, è la cosa migliore, e quindi se ne riparla la settimana successiva per quanto riguarda il ritorno alle lezioni. Potrebbe essere anche prolungata, chi lo sa. È un dibattito comunque che c'è anche a livello nazionale, anche se abbiamo un po' capito che il Ministero è più orientato a riaprire regolarmente le scuole il 10 gennaio in tutta Italia. Adesso andiamo un po' a ripercorrere quello che è accaduto a Focus, la nostra trasmissione di approfondimento condotta dal direttore, da Luigi Baccialli, una trasmissione che l'altra sera ha visto protagonista il sindaco di Treviso Mario Conte,
perché insomma si è un po' scagliato contro la divisione dei fondi del PNRR, il piano di rilancio, dicendo che sono stati molto penalizzati i comuni veneti più virtuosi, e ha lanciato una provocazione davvero molto forte come presidente dell'Anci Veneto, cioè lui è il rappresentante dei sindaci veneti e che sono pronti non solo ad andare a Roma sotto l'ufficio, diciamo così, di Mario Draghi, ma anche a un'altra mossa piuttosto clamorosa. Sentiamo. La provocazione è clamorosa. 585 sindaci veneti potrebbero restituire al governo la fascia tricolore. Parte dai primi cittadini una richiesta netta. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, usa la parola meritocrazia. I fondi del piano PNRR devono essere distribuiti premiando i comuni virtuosi, quelli che hanno i bilanci regolari e progetti chiari e trasparenti. Hanno scritto al premier Draghi. Se non risponderà, la prossima settimana è in programma un viaggio a Roma. Vogliono un incontro e durante la nostra trasmissione Focus con il direttore Bacialli, il sindaco di Treviso, che è rappresentante di 585 primi cittadini veneti, è durissimo. E la settimana prossima, se non riceveremo risposte da ANCI Nazionale, che a onor del vero in questa partita ci sta supportando tanto il presidente De Caro, e dal premier Draghi, noi siamo pronti e andremo anche a riconsegnare 585 fasce tricolori. La richiesta è fin troppo semplice: rivedere il bando e inserire tutti quei comuni veneti che hanno dimostrato di saper spendere i soldi pubblici senza sprecare nulla. Chiediamo semplicemente di essere messi nelle condizioni di poter dare risposta alla comunità e di poter cogliere questa opportunità, perché abbiamo dato dimostrazione di saperlo fare. Stanchi di quella che è considerata una beffa, spiega Conte, abbiamo scritto a Draghi, se non risponde andiamo a Roma e vogliamo incontrarlo, ma anche il ministro dell'economia Franco e la titolare degli interni, la Morgese, che ha gestito il bando. Faccio l'esempio del comune di Treviso. Noi con questi soldi vogliamo riqualificare la caserma Salsa, vogliamo completare la riqualificazione della biblioteca SGIL, vogliamo sistemare le mura cittadine, che non sono soltanto un monumento storico. In altre regioni sono finanziati anche comuni in dissesto economico, in Veneto invece esclusi progetti di chi ha dimostrato di saper investire. Noi chiediamo immediatamente di intervenire con gli 800 milioni mancanti per poter scorrere la graduatoria e finanziare quei progetti che sono buoni, che sono già inseriti nei piani pluriennali degli investimenti dei comuni. Ha fissato una data, quindi Conte la prossima settimana, cioè se non ci sarà risposta da Draghi, dal Premier, per la prossima settimana andranno a Roma e, come avete sentito, pronti a restituire le fasce tricolori, che è un simbolo importantissimo per noi, insomma, per il nostro mondo, per la nostra società. E terremo d'occhio, ovviamente, seguiremo questa vicenda da vicino, insomma una vicenda che ha un po' avuto questa esplosione durante la trasmissione del nostro direttore Luigi Bacialli. La cronaca ci porta tra un attimo a Padova con i carabinieri. Vi parlavo poco fa dell'indagine sui furti in abitazione, insomma adesso Chiara Gaiani ci racconta tutto. Vi dico che sempre da Padova la cronaca ci racconta anche di un sequestro importante della Guardia di Finanza con 10 milioni di oggetti di bigiotteria arrivati dalla Cina, che sono stati sequestrati perché poco sicuri, nel senso che tutte queste catenine, braccialetti, collane, anelli non avevano alcuna indicazione sulla denominazione legale, il paese di produzione, la presenza di eventuali sostanze tossiche, insomma non c'era nulla, e quindi adesso segnalazione del titolare in Camera di Commercio e possibile multa, possibile, condizionale d'obbligo, deciderà l'autorità giudiziaria, fino a 25.000 euro. Questo per quanto riguarda Guardia di Finanza e prodotti pericolosi. Adesso andiamo, non ci si può sbagliare, davanti al comando provinciale di Padova con Chiara Gaiani, che ci racconta. Penso tu sia appena uscita da lì. Tanto ti hanno lasciato uscire, questa è già una Sì, buona sì, notizia. mi hanno liberata, Federico, lo confermo. Sì, sì. Raccontaci tutto.
Sì, ci hanno appena raccontato di essere riusciti a bloccare una banda di furti, forse la stessa banda che è stata responsabile di numerosi colpi commessi nei comuni della cintura di Padova, Cadoneghe, ma anche poi insomma un po' più lontano, Villanova di Campo San Piero, molti comuni. C'è stato un pellegrinaggio di sindaci dal prefetto di Padova prima di Natale per una serie di furti commessi in abitazione. Ecco, questi sono 5 cittadini albanesi che sono stati arrestati dai carabinieri il 30 di dicembre, la notizia è uscita oggi, potrebbero essere davvero i responsabili di numerosi di questi colpi. Sono 40 nel giro di poco meno di 4 mesi, furti che per ora sono attribuiti a questa banda, furti commessi nelle province di Padova, di Venezia e di Treviso, ma qualcuna anche a Vicenza e poi in Friuli Venezia Giulia e persino in Toscana. Una banda molto organizzata e anche molto pericolosa. Non usavano la violenza entrando nelle varie abitazioni in un orario insomma che si pone tra il tardo pomeriggio e le prime luci dell'alba, ma non hanno esitato a usare la violenza il 20 di dicembre quando hanno atteso un loro connazionale titolare di un bar di Noventa Padovana con un pestaggio brutale commesso proprio al di fuori del bar. Loro erano arrivati a bordo di una potentissima auto appena rubata, un Maserati, e non hanno esitato anche a speronare un'auto dei carabinieri che li aveva intercettati nella zona di Vigonza. Quindi una banda davvero molto pericolosa. L'accusa per queste 5 persone è di associazione a delinquere. Avevano 2 basi operative, una a Favaro Veneto, l'altra a Spinea, dove quello che è considerato un po' il capo insomma di questa banda viveva con una compagna e un bambino molto piccolo, proprio per non destare sospetti. I carabinieri hanno anche sequestrato all'interno di queste abitazioni delle pistole, alcune compendio frutto di alcuni furti. Vedrete insomma nei telegiornali di questa sera le immagini dell'aggressione commessa in piena notte nel bar di Noventa Padovana a colpi di mazza da baseball, colpi che questi 5 soggetti non avevano esitato a puntare anche su organi vitali, come ad esempio la nuca. La prognosi è stata di 2 mesi per questo barista, tanto che per loro c'è anche l'accusa di lesioni gravissime. Quindi davvero una banda molto organizzata che riusciva ad entrare in casa con le persone che dormivano facendo pochissimo rumore. Vi racconteremo poi la tecnica, e questo insomma intanto diciamo che qualche sonno un po' più tranquillo riusciremo a dormirlo nelle prossime notti grazie a questa operazione che è stata condotta dai carabinieri del comando provinciale di Padova e in particolar modo della compagnia di Piove di Sacco, coordinato ovviamente dalla Procura della Repubblica di Padova. Quindi più province interessate, quindi evidentemente distribuirai poi le informazioni anche alle altre redazioni e in tutti i telegiornali del gruppo vedremo questa operazione raccontata da te. Insomma direi sicuramente che è una buona notizia, ecco, nella tristezza tra virgolette della cronaca nera, insomma è comunque una buona notizia. Certo. E qualcos'altro, Chiara? Anche velocemente, noi ci troviamo ovviamente, vediamo se riesco a fare questa operazione e se voi riuscite a seguirmi, perché i carabinieri si trovano esattamente davanti al padiglione della Fiera di Padova. Ecco, il padiglione 6 della Fiera di Padova, dove sono in corso anche in questo momento le vaccinazioni contro il coronavirus. Vi posso dire che il parcheggio, anche se insomma non sono molto brava a farvelo vedere, si vede che il parcheggio è pieno di auto, è vero? È davvero pieno. Ricordo che sono ad accesso libero anche nella giornata di domani sia le prime dosi per chi non ha ancora effettuato la prima dose di vaccinazione, sia proprio qui alla Fiera di Padova, al padiglione 6, per i bambini, quindi dai 5 agli 11 anni, quelli per cui è stata aperta. Qui parliamo di accesso libero, si può andare senza prenotazione. Certo, continuano ovviamente anche le prenotazioni, però direi veramente che l'affluenza è davvero buona, nonostante a Padova i contagi siano davvero tanti. Penso insomma lo avrei raccontato. Siamo oltre i 3.000 solo nella provincia di Padova. Leggevo prima, poi informiamoci tutti meglio, che è stata sbloccata in queste ore anche la terza dose per i bambini tra i 12 e i 15 anni, quindi si apre in queste ore anche questa nuova partita, diciamo così, cioè la terza dose per i bimbi tra i 12 e i 15 anni.
Sì, beh, io ne ho 2 che mi hanno già dato il via libera, appena si può. Perfetto. Mamma, noi dobbiamo farla. Molto bene, allora ti sei subito collegata. Poi mi rimproverano, che racconto sempre i fatti miei, però insomma è una cosa che insomma sì, devo dire che con tutte le persone insomma positive, penso anche che conosciamo questo momento è un momento molto triste. Vi racconto una piccola cosa, abbiamo cercato di capire che cosa faranno domani i padovani. Sappiamo che sono state sospese praticamente tutti i falò delle Befane, che non ce ne sarà nessuno. A Padova ci sarà la Befana, ce ne saranno 7 veramente, che gireranno per le vie della città a caccia di bambini per fare una consegna proprio di quelle velocissime della calzetta lungo le vie della città, giusto per animare insomma la festa, ma così anche in altri comuni. Ve ne cito uno, per esempio a Carceri succederà la stessa cosa, sarà la Befana che andrà a cercare i bambini, e anche gli adulti hanno proprio voglia di dolce. Nessuno vuole consegnare carbone, nessuno, per il 2022 insomma, ma anche per quello che è appena, e per l'anno che è appena passato, tutti desiderano un po' di dolcezza. Ci meritiamo tutti dolci e non carbone, va bene, a parte io e te. Carbone. Sì, ovviamente io per ovvi motivi legati anche io penso tu lo potresti mangiare, sì, effettivamente sì, un po' di cioccolata, dai, ci sta, no? Mi lascerò andare volentieri. Grazie Chiara. Grazie a voi. Grazie mille, saluto a tutti in redazione a Padova. Come dicevo prima, insomma, questa è stata una notizia che ci ha dato Chiara, che comunque coinvolge più province, Padova, ma anche Treviso, Venezia, eccetera. E quindi questa sera nei notiziari avremo informazioni in più. Abbiamo parlato prima di scuola. A Treviso abbiamo un po' raccolto le voci della gente con tema principale il ritorno a scuola. Abbiamo sentito poco fa che il sindaco di Torri del Benaco, Verona, non lascerà aperte le scuole dal 10 gennaio, ma le riaprirà più avanti. Intanto la settimana dal 10 al 15 scuole elementari chiuse in questo comune della provincia di Verona. Chissà se altri sindaci seguiranno il suo esempio e faranno lo stesso. Adesso andiamo a sentire un po' invece le voci dei trevigiani su questo tema così delicato e così di attualità. Non mi sembra che lo prendano a scuola, sono molto attenti nelle classi, con le mascherine, con l'aria, con tutto quanto. Quando lo prendono è fuori, quindi non è la scuola che ha il contagio. Non è né questo né quello, che se certi che va a lavorare mattina e sera, mamme e papà, e i fioi, stai qui nonni, e se certi nonni non a casa, chi si lavorare, dove siamo itosati? C'è bisogno di tornare a scuola anche per una vita più sociale, per gli studi e tutto quanto, perché comunque è diverso. Quindi io sono più dalla parte del tornare a scuola, diciamo. I ragazzi hanno diritto e bisogno di andare a scuola. Io penso che arrivati a questo punto dobbiamo essere in grado di affrontare quello che stiamo vivendo, fare tesoro dell'esperienza di questi anni e non fare più danno ai ragazzi, punto. Bisogna cominciare a convivere col virus. Anche lei ce l'ha avuto il Covid. È stata a casa una settimana e è tornata a scuola. Sì, se poi lo vietano non c'è niente da fare, però sempre meglio che vadano, sì, anche metà giornata per quel poco, però loro hanno bisogno di stare insieme e di fare le loro attività. 13 e un minuto, questo è il parere dei trevigiani sulle scuole, insomma tutti abbiamo bisogno di tornare alla normalità il prima possibile. Altre notizie, altri servizi, tra un attimo, torniamo subito. (13:04), mercoledì 5 gennaio, ancora insieme fino alle 13:30 per parlare di attualità, per parlare purtroppo anche dei casi Covid. Come vedete questo è il bollettino dell'azienda Zero, siamo arrivati a 16.871 nuovi positivi nelle ultime 24 ore con numeri attorno ai 3.000 nuovi casi per le province di Vicenza, Verona, Venezia, Treviso e
Padova, molti meno a Belluno e a Rovigo, 800 a Rovigo e 400 a Belluno, ma insomma comunque numeri alti. Per quanto riguarda i ricoveri invece, eccoli qua, 22 nuovi ricoveri nei reparti ordinari, 2 in terapia intensiva e 24 decessi. Questi sono i numeri che insomma di solito guardiamo più spesso. Legata alla pandemia, nel periodo delle festività, tra l'altro stasera andremo, ve lo anticipo già, nel nostro TG Bassano vi porteremo ad Asiago per vedere un po' qual è la situazione turismo sull'altopiano. E invece arriva la nota di Federalberghi che dice da una parte Omicron, dall'altra la crisi economica legata a questo scenario poco rassicurante, e quindi cosa succede? Che secondo Federalberghi in montagna si resiste fino al 9 gennaio con un tasso di occupazione dei posti nelle strutture ricettive del 60%, ma per i periodi successivi ci sono pochissime prenotazioni e nessuna località registra il tutto esaurito dopo le vacanze. Al minimo storico le città d'arte, turismo straniero pressoché assente, al mare e ai laghi molte strutture che venivano tenute aperte per le feste invece sono state chiuse dopo Capodanno e non riapriranno probabilmente più per questo periodo, insomma, fino a quest'estate o comunque fino ai prossimi mesi. E adesso vi porto a Trieste, ogni tanto andiamo a Trieste con i nostri colleghi di Tele4 che hanno diciamo fatto il punto della situazione anche loro sulle scuole. I soggetti all'obbligo sono 674, quelli non in regola 31. Di questi 31 non sappiamo ancora esattamente se dopo decideranno di fare la prima dose, eccetera, altrimenti si procederà come da normativa alla sospensione e noi cercheremo ovviamente di tamponare la situazione. La fotografia delle scuole dell'infanzia e degli asili nido triestini risale naturalmente al 23 dicembre, ovvero all'ultimo giorno prima delle vacanze di Natale, che ormai sono agli sgoccioli. Il neoassessore all'educazione del comune Nicole Matteoni riferisce dunque un numero molto basso, 31 su 674, di operatori scolastici ancora non in regola con l'obbligo vaccinale per questa categoria di lavoratori. Quanto alla situazione pandemica tra gli alunni della fascia 06, a fine dicembre c'era circa il 10% delle sezioni chiuse per contagi, sul totale delle 107 della scuola materna e delle 36 dei nidi. Al momento permane la quarantena fino a domani solo per una sezione. Le scuole comunali sono dunque in attesa di conoscere le direttive nazionali per la ripresa in sicurezza. Quando il comune viene avvisato tramite il proprio personale coordinatori che c'è stato un caso di positivo tra il personale o tra i bambini, cosa fa la dirigente? Analizza la situazione, sospende la sezione in attesa di pronunciamento degli Asugi. Asugi poi dispone o la quarantena o i tamponi per vedere qual è la situazione nella classe e dispone ovviamente anche la chiusura definitiva. Noi facciamo solo grazie a un decreto che è stato del governo che è stato emanato mi pare a inizio novembre, c'è questo potere, noi sospendiamo e questa operazione chirurgica che abbiamo fatto e che comporta anche un tantissimo lavoro ci permette di tenere la situazione sotto controllo. Continueremo a fare questo lavoro in attesa anche, vediamo, di nuove disposizioni. Abbiamo visto che sono cambiate le cose per chi ha ricevuto 2 dosi, chi ha finito il ciclo vaccinale, insomma inizieranno a cambiare e dopo noi ci adegueremo di conseguenza. Intanto il 15 gennaio si svolgerà ancora in modalità telematica la giornata dell'infanzia per informare sull'offerta educativa rivolta proprio alla fascia d'età 0-6 anni. Qualche altra notizia con il dato che arriva sui bambini ricoverati. In 7 giorni quasi raddoppiati. Il raddoppio dei ricoveri pediatrici, in particolare dei bambini sotto i 4 anni, deve indurre a una rapida accelerazione della campagna vaccinale. Parliamo ovviamente a livello nazionale di questi dati, però insomma non è certo incoraggiante, quindi come si diceva via l'accelerazione sulle vaccinazioni anche pediatriche, anche per i bambini. E adesso andiamo a Padova. Guardate, visto che abbiamo
abbiamo parlato di Federalberghi, quindi della situazione delle località turistiche e delle strutture ricettive, vi segnalo anche che anche gli agriturismi hanno avuto una batosta, perché disdette a pioggia, paura della variante Omicron, e quindi nonostante già si rinunciasse alla speranza di avere degli stranieri, anche gli italiani in molti hanno disdetto le loro prenotazioni. Alle 13:10 andiamo a Vicenza, andiamo da Luisa Bertini, andiamo un po' a farci raccontare se questa mattina è rimasta sempre ferma lì a non far nulla o se ha lavorato, ha fatto qualcosa, sei uscita a raccogliere informazioni. Sì, siamo usciti, dopo usciremo ancora, te lo anticipo già. Sì, siamo usciti in realtà per andare a seguire un sopralluogo da parte dell'assessore comunale all'istruzione alla scuola, all'asilo, la scuola Sasso di Bertesinella, perché il 26 ottobre i bimbi erano rimasti senza riscaldamento e quindi attualmente sono ospitati alla scuola Zalin Pirazzo di Ospedaletto, mentre stanno procedendo i lavori di rifacimento di tutto l'impianto di riscaldamento, quindi le tubazioni, i nuovi radiatori, e oggi siamo andati appunto in questo sopralluogo. Ovviamente l'auspicio è che possano rientrare nei termini previsti, quindi entro il 10 febbraio, entro i primi di febbraio. L'assessore ha messo in rilievo la difficoltà del reperimento dei materiali, che però sembra al momento scongiurata, quindi la tabella di marcia viene rispettata. I costi dell'intervento, che in realtà era previsto ma doveva essere effettuato la prossima estate, quindi nell'estate del 2022, ma il guasto ha imposto di anticipare gli interventi con relativo disagio delle famiglie che adesso portano i bimbi nell'altra scuola. Il costo si aggira attorno ai 150.000 euro e l'obiettivo è appunto quello di farli rientrare entro poche settimane, quindi entro i primi di febbraio. Grazie. Altri temi, Luisa, qualcos'altro? Sì, altri temi relativi ai saldi. Abbiamo fatto un giro per vedere come sta andando questo primo giro di primo giorno di saldi. Ovviamente la pioggia non sta aiutando, è sembrata una giornata piuttosto sottotono, però le persone insomma erano interessate quantomeno a fare il primo giro di perlustrazione. Molti hanno trovato degli sconti vantaggiosi e quindi li abbiamo trovati anche con i loro sacchettini soddisfatti per l'occasione, però in generale c'è un po' una stretta dei consumi, quindi ci hanno detto che sia prima, quindi in vista del Natale, sia adesso per i saldi saranno comunque delle spese più contenute rispetto agli altri anni, proprio per la paura, per la pandemia e l'incertezza. Certo. Sì. Altro tema, siamo andati anche tra i commercianti del centro per sondare un po' qual è l'umore in vista di questa stangata sulle bollette, ovviamente. Certo. Sì, rincari delle bollette che peseranno sulle attività. Molti di loro hanno comunque detto che non andrà ad incidere sul costo finale, quindi non andranno ad incidere sui prezzi e quindi sugli utenti di fatto. Cioè proteggeranno i loro clienti e non aumenteranno i prezzi della merce. Grazie Luisa, grazie mille. Grazie a voi. A tutti voi. Grazie. Grazie, ciao, buona giornata, buon lavoro. A Padova è morto a 86 anni il filosofo, docente emerito dell'Università di Padova e accademico dei Lincei Enrico Berti, già presidente della Società Filosofica Italiana, insomma molti altri incarichi prestigiosi per quest'uomo, per questo uomo di cultura, Enrico Berti, filosofo che appunto dicevo è scomparso. Adesso rimaniamo a Padova, visto che siamo andati a Padova per questo lutto. Adesso a Padova ci andiamo e ci rimaniamo per un giro nelle farmacie, perché c'è questo accordo, sapete, tra il governo e le associazioni di farmacisti per calmierare a 75 centesimi l'una il prezzo delle mascherine FFP2. Abbiamo anche però letto che in parte gli ordini professionali erano un po' scontenti perché non sono stati avvisati a dovere su questa iniziativa. Sentiamo un po' che aria tira a Padova. Va ricordato che l'adesione a questa iniziativa è volontaria. Teoricamente dovrebbe entrare in vigore il 10 di gennaio per evitare che ci siano contestazioni, perché alla fine della fiera ieri
sono usciti in telegiornale dappertutto, per cui per evitare contestazione con la popolazione automaticamente le ho messe a 0,75. Nella sua farmacia sta già praticando il prezzo calmierato deciso con il governo per le mascherine FFP2. Maurizio Giacomazzi, segretario nazionale di Farmacie Unite, che ricorda però a tutti, per fare chiarezza, che l'adesione è e resta volontaria. Questo è volontario, non è che tutte le farmacie devono applicare lo 0,75, sono solo quelle che aderiranno all'accordo firmato, le 3 sigle, Farmacie Unite, Assofarm e Federfarma, con il governo. Per cui le farmacie che non aderiscono sono libere di vendere le mascherine al prezzo che vogliono. Un accordo accettato ma mal digerito da una categoria impegnata su più fronti. Siamo in prima fila e per una questione sociale va benissimo, però oltre non si può andare, perché non si può più chiedere di più a quello che sono le farmacie, perché adesso in questo momento stanno chiedendo anche troppo, perché abbiamo le code fuori. Per quanto riguarda i tamponi, le mascherine siamo scesi a 0,75. Direi che se le cose fossero state corrette, il governo doveva calmierarlo dalla fonte. Per ora problemi di approvvigionamento non ce ne sono, ma il nuovo prezzo porterà la catena di distribuzione a subire dei contraccolpi. Responsabilità del farmacista è quello di garantire sì il prezzo, ma soprattutto la sicurezza del prodotto. Dobbiamo garantire che il prodotto che stiamo dando è una mascherina a 5 veli, una mascherina certificata, certo a 0,75. Non so cosa si possa trovare fuori, perché alla fine della fiera ho capito che tutti stanno vendendo mascherine come erano le famose chirurgiche, che dopo alla fine abbiamo scoperto che c'erano delle chirurgiche che non facevano l'effetto che dovevano fare. Per cui bisogna stare molto attenti a quello che si scende, perché è facile scendere ma è difficile trovare il prodotto che garantisca. In questo momento abbiamo bisogno di tutelare i ragazzi, quelli che dal giorno 10 o 7 inizieranno ad andare in autobus a scuola. Molto chiara la posizione dei farmacisti, quindi intanto adesione volontaria, chi vuole aderisce, chi non aderisce può continuare a vendere al prezzo che desidera le mascherine FFP2. Poi anche il fatto che l'accordo dovrebbe partire, o quindi questa iniziativa dovrebbe partire dal 10 gennaio, poi ci sono state farmacie come il farmacista che abbiamo appena sentito, che ha deciso di farlo da subito per evitare proteste dei clienti, però in realtà questo prezzo calmierato dovrebbe scattare dal 10 gennaio. Nei giorni scorsi, ve lo dico perché poi ci torneremo anche noi nei nostri notiziari, è stato siglato dal sindaco di Cadone, che quindi parliamo di Padova, cintura nord della città, il sindaco Schiesaro e il prefetto di Padova Raffaele Grassi, un patto per l'attuazione della sicurezza urbana, quindi rafforzare prevenzione e il contrasto all'illegalità presenti nel territorio con criminalità diffusa e predatoria, quindi insomma una sorta di accordo per esempio per migliorare e potenziare la videosorveglianza comunale e così via, e collaborazione anche con le associazioni del territorio. A Verona, ve l'ho detto e ve lo ripeto, un focolaio nel carcere di Verona con 170 casi di positività al Covid, 140 tra i detenuti e una trentina tra gli agenti di polizia penitenziaria. Cosa chiedono gli operatori? Chiedono di aggiornare i protocolli di sicurezza e quindi mascherine FFP2, richiesta di Green Pass con più accuratezza e così via, insomma una serie di iniziative. Andiamo a Bassano, perché insomma, come sapete, le vostre segnalazioni sono sempre molto preziose, le segnalazioni di voi telespettatori che arrivano su vari fronti. In questo caso è il fronte dei rifiuti, che a noi è particolarmente caro, e l'abbandono soprattutto dei rifiuti diciamo incondizionato, senza rispettare le regole. Vediamo cosa è successo a Bassano.
Aree pubbliche trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto. Succede in via San Pio X, in territorio di confine fra Romano Dezzelino e Cassola. Come potete vedere, ci sono sacchi neri della spazzatura abbandonati lungo il ciglio della strada, rifiuti domestici dimenticati e molto altro ancora. Continua il triste fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e i cittadini, ormai stanchi, si sono rivolti alle nostre telecamere per fare un appello alle amministrazioni comunali che possano intervenire al più presto per porre rimedio alla situazione di degrado che va avanti ormai da molto tempo e che noi di Rete Veneta continueremo a segnalare a chi di dovere. È certo che continueremo, voi continuate soprattutto a segnalare a noi in redazione e poi prenderemo ovviamente carico delle vostre segnalazioni e oltre a mostrarle a tutti cercheremo anche di sollecitare le autorità competenti. Un carabiniere fuori servizio, torniamo alla cronaca e andiamo a Vicenza, è stato aggredito da alcuni ragazzi che stavano tentando un furto nel parcheggio del centro commerciale Palladio. Sotto assedio, un fortino di luci, di vetrine allestite a festa, un tripudio di colori. Dentro la sicurezza, controlli serrati, gallerie pulite, una piccola cittadella dove girano cittadini spensierati. Fuori, ai margini del parcheggio, la sporcizia, il degrado. Sono anni che alcune famiglie nomadi vivono in camper fermi sulla strada di fronte al centro commerciale Palladio. Spesso stazionano con i loro camper o dietro questi cartelloni pubblicitari fronte strada o anche alle volte sempre sulla statale di fronte all'ingresso nostro principale. Sono anni che viviamo in questa situazione con queste persone che non sono gradite perché si comportano in maniera inaccettabile. Vivono di microcriminalità, forzano le auto, danno fastidio ai clienti e in più entrano nella nostra struttura e si rendono protagonisti di cose inenarrabili. Ci sporcano i bagni, fanno dei piccoli furti, danno fastidio alla clientela, insomma non è accettabile. Stamattina l'ultimo episodio. Alcuni ragazzi vengono sorpresi da un carabiniere fuori servizio mentre forzano un furgone nel parcheggio del centro commerciale. Lì è intervenuto e si è trovato di fronte 2 minori nomadi che lo hanno aggredito e gli hanno tirato addosso questa bicicletta. Avevano una forbice che volevano colpirlo e lui si è difeso. Sul posto interviene la sicurezza privata del centro commerciale, viene chiamata una pattuglia dei carabinieri, scatta la caccia agli aggressori. Poi è stata chiamata la pattuglia dei carabinieri che è arrivato dopo 10 minuti e loro hanno fatto un intervento sia nei camper che tutto qua al centro, hanno fatto un giretto per vedere se riuscivano a trovarli, invece è stato invano perché non li hanno trovati, che sono scappati non si sa dove. Essendo stato aggredito addirittura un carabiniere in borghese, fa l'episodio un po' più importante, ma per noi è il quotidiano, tutti i giorni, è una continua battaglia con queste persone che assolutamente vengono a disturbare, a crearci problemi all'interno del centro. Se abbiamo bisogno di aiuto, chiunque possa avere potere in questo senso deve assolutamente fare qualcosa, ci deve aiutare. Ogni giorno succede qualcosa, dal microfurto, dalla forzatura dell'auto, eccetera. Non possiamo più tollerare questa situazione. Vi prego, aiutateci e rapidamente, grazie. Questo è l'appello che arriva da Vicenza. Ieri intanto a Venezia, durante l'incontro con il governatore Zaia, abbiamo anche sentito l'assessore alla sanità regionale Lanzarin, che ha parlato di un nuovo accordo con i medici di base che potranno avere invece di 1.500 pazienti 1.800, quindi alzare il numero dei pazienti con un contributo economico che verrà dato in più a questi medici per evitare che ci siano pazienti che rimangono senza medico, visto che ci sono delle zone nel nostro territorio che attualmente sono scoperte soprattutto perché questi medici vanno in pensione. Abbiamo 500 zone carenti, che vuol dire che quindi mancano 500 medici di base in 500 comuni. Di fronte a questo scenario, con una delibera di giunta, la Regione rende organico in tutte le ULSS il provvedimento che consente ai medici di base di aumentare in via volontaria e temporanea il massimale di assistiti, prevedendo contemporaneamente anche un sostegno economico. Abbiamo la possibilità di alzare da 1.500 a 1.800 e riconosciamo un tanto ad assistito per quanto riguarda i collaboratori di studio, per aiutare
aiutarli ad avere più assistiti. Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 dicembre. Ai medici che aderiranno verrà riconosciuta un'indennità per il collaboratore amministrativo di studio fino a 2 euro per assistito, che si sommano ai 3,50 euro per paziente già previsti. Non è la mancanza di professionisti a impedire alla Regione di coprire i posti scoperti. In graduatoria ce ne sono 600 e altri 400 saranno formati per il 2023. Non riusciamo a coprire le zone carenti perché i medici oggi possono anche scegliere di non andare in quella zona carente perché hanno altri incarichi. Il resto l'ha fatto la pandemia occupando nelle USCA altre 400 medici che a emergenza finita potranno essere reimpiegati negli studi di paese. L'altro fronte è quello della continuità assistenziale, le cosiddette guardie mediche. Anche qui mancano medici, una carenza di medici, ma anche perché ci sono oggi gli incarichi delle USCA, ci sono altri incarichi. Allora abbiamo portato l'incarico della continuità assistenziale alla stessa tariffa dell'incarico di USCA, prenderebbe 23 euro ora, con le USCA prendono 40 euro l'ora, abbiamo portato questi incarichi la possibilità ad aumentarli fino a 40 euro l'ora. Per ora, secondo la Regione, non c'era altra strada, il provvedimento peserà sul bilancio annuale per 52 milioni di euro. Non è la soluzione, cioè qui c'è veramente bisogno di una soluzione drastica ed è la discussione che è in itinere con il governo, con il ministro Speranza in questo momento. C'è un cambio radicale dell'ACN all'accordo collettivo nazionale, che è appunto lo strumento principale su cui oggi noi poggiamo e oltre il quale noi non possiamo andare. La cronaca a Padova ci ha raccontato, e ci siamo andati anche a Padova con voi per sentire l'indagine dei carabinieri che ha portato a sgominare una banda di malviventi specializzati in furti in appartamento, una banda di albanesi che però non era solo a Padova ma anche in altre province, anche a Treviso e a Venezia. E poi l'operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato 10 milioni di oggetti di bigiotteria che arrivavano dalla Cina e che non erano sicuri. A Venezia intanto si parla di un possibile slittamento del carnevale addirittura all'estate prossima e ovviamente insomma c'è chi punta alla tradizione, chi quindi vorrebbe che le date fossero rispettate, però c'è anche il buonsenso di tutti e quindi sentiamo un po' che cosa ne pensano i veneziani. Potrebbe essere un'idea? Potrebbe essere una buona idea per evitare che i contagi risalgano e altri problemi. Sarebbe l'idea per vedere insomma una Venezia anche diversa, no? In estate. Sì, quello assolutamente. Io non sapevo nemmeno che venisse spostato, onestamente. No, non viene spostato, è una proposta, un'idea. Ah, ok. E sì, cioè magari il fatto di evitare di annullarlo totalmente, il fatto di spostarlo potrebbe essere una buona idea. Penso sì, che sia più intelligente ovviamente il carnevale, magari per i più affezionati in quel periodo. In inverno Però sì, ci sarebbe farlo anche in estate, magari qualcosa di diverso. Di necessità si fa virtù. Esatto. Sicuramente un'idea che in questo momento sicuramente spostarlo è sicuramente d'obbligo, data la circostanza e la situazione. Io odio il carnevale, tra l'altro. Per me potrebbe essere un'idea. No, penso no. Perché no? Perché carnevale, inverno giusto? Non lo so. Lei pensa che è estate meno contagi? No, penso che meno contagi. Sicuramente non rispetta la tradizione, però in questo momento dobbiamo accettare un po' tutto. Deve essere come il carnevale di Notting Hill. Esattamente, magari sì. Una particolarità sicuramente diversa. E poi ci sarebbe anche più agevolati nella scelta dei costumi in estate, no? Certo, questo probabilmente sì. Persone e turisti ce ne sono, soprattutto durante il periodo estivo. Pandemia che detta i tempi anche del carnevale. Prima di salutarci andiamo a vedere il bilancio del numero di visitatori alla mostra La Fabbrica del Rinascimento ospitata a Vicenza nella Basilica Palladiana. A quanto pare c'è stato un boom di presenza.
La mostra sta andando veramente molto bene, file soprattutto il 26 di dicembre, per essere stata aperta diciamo da 16-18 giorni, la mostra sta piacendo molto e ne siamo molto felici, va soprattutto tanto bene, piace il biglietto aperto e tantissimi panettoncini regalati per Natale, non solo perché prosegue, quindi evidentemente è un regalo apprezzato e devo dire che è il messaggio che mi piace di più, tante aziende che hanno regalato il panettone il biglietto aperto ai loro clienti o ai loro fornitori e penso che sia un messaggio molto bello di regalare la cultura, ma anche un grande segnale di amore per la propria città. Sono stati oltre 2.500 i visitatori della mostra alla Fabbrica del Rinascimento, registrati dall'11 dicembre, giorno dell'inaugurazione, fino a Santo Stefano, che è stata la giornata più gettonata con 475 ingressi. Tantissimi gruppi, questo sicuramente sia dalla città, della provincia, ma anche fuori. Ieri c'erano anche degli stranieri e vengono soprattutto dal nord Europa, devo dire, come sensazione. Tantissime famiglie, anche i bambini apprezzano molto la mostra, sicuramente piace l'idea dei maialini, ma poi quest'anno c'è l'audioguida pensata apposta per i ragazzi. Confermata con determinazione la volontà di proporre la seconda esposizione del ciclo delle grandi mostre dedicate al Rinascimento a Vicenza, nonostante il difficile momento dovuto alla pandemia. L'obbligo del Super Green Pass per poter visitare anche i luoghi della cultura potrebbe limitare quello che finora si è rivelato un vero e proprio boom di presenza. Si può parlare di un boom, assolutamente, noi speriamo che il trend continui rispettoso delle regole e delle difficoltà. Non abbiamo avuto nessun tipo di problema, di lamentela, di segnalazione. Chiaro, ci aspettiamo in qualche modo una contrazione dal 10 gennaio quando entra in vigore il Green Pass rinforzato, però noi siamo pronti ad accogliere le persone sperando che ci sia un senso civico e di responsabilità anche e soprattutto da chi in qualche modo ama la cultura. Eh sì, cambieranno le regole dal 10 gennaio, ricordiamocelo, con il Green Pass rinforzato che insomma entrerà in vigore obbligatorio un po' ovunque. Sono le 13:31, ci fermiamo, siamo stati insieme un'ora e mezzo, spero di avervi tenuto compagnia con i nostri servizi, le nostre uscite, le nostre incursioni sul territorio. L'appuntamento è questa sera per i nostri notiziari, però insomma tutto il pomeriggio rimanete con noi che gli appuntamenti non mancano. Buon pranzo intanto.